Momento magico del nostro Peppe, Mago Peppe! Presentatore, buonasera, buonasera. Io voglio fare un gioco. O prendo qualcuno a caso, prendo la signorina. Salve, signora. Allora, no, non deve fare niente. Questo qua è il mazzo di carte. Sì? Lei dovrebbe prendere una carta e dovrebbe farla vedere a tutti. La carta. Ecco. No, io specifico sempre perché non si sa mai nella vita. Allora, mi può prendere una carta qualsiasi dal mazzo? Allora, guardi quella carta, la faccia vedere in telecamera. Facciamola vedere al nostro nipote in telecamera, perfetto, teniamo fermo un istante, va bene. Allora, posso girarmi? Sì. Prende il mazzo di carte, metta la carta nel mazzo, mescoli, sente l'esigenza di baciarmi in questo momento. Ma che c'entra? Uno L'esigenza di baciarmi, stiamo è da facendo il tanto che gioco. non chiedo. Niente, non risponde. Italiana, sì, sì. Ah, non è italiana, ma ci capisce. Sì, ci capisce. Bravo. Allora, signori, solamente Mago, adesso... non flirti con il pubblico. No, non mi permetterei mai la professionalità. Allora, poi in caso mai non riesce questo gioco, le lascio il mio numero di telefonino che lo rifacciamo. Non c'entra niente con l'economia del gioco. Bella carta, brutta carta? Bella carta o brutta carta? Bella carta. Allora, secondo me bella carta, vabbè, sicuramente sarà una carta rossa, una carta a cuori, quelle di solito sono le belle carte. Signori, il 2 di cuori, è vero? Il 2 di cuori e il 2 di cuori? No. Mago, già la prima magra l'hai presa, non è il 2 di cuori. Mi stai prendendo in giro o no? No. Sarebbe la prima volta che sbaglio. Non è il 2 di cuori. Però è una bella carta. Ma che c'entra? Non è questa? No. Va bene, allora, la mettiamo qua sul tavolo, la tenga bene in vista. Il 2 di cuori lo mettiamo lì. Se non è quella... Ma si fa così il gioco e lei si controlla. No, non funziona così. Questa è il 5 di cuori. 5 di cuori? Ma mi sta prendendo veramente, sono in panico. No, non è il 5 di cuori, Mago Peppe. Jack di cuori. Jack di cuori? No. 10 di cuori? 10 di cuori? No. 5 di cuori? No, Non lo so che carta era. è andata male. Che carta era? Che carta era? Che carta era? Non c'è proprio niente da ridere in questo momento. Io te, forse... Che carta era? Non si ricorda la carta. Qualcuno a casa può chiamare la signora... Il Jack di fiori. Jack di fiori, era un Jack di fiori. Oh, è quella, ma avete detto di no. Giri, faccia vedere. Oh, ma... Miracolo! È riuscito! È riuscito Ma è il il gioco! primo che mi avete fatto spaventare. No, però eravamo convinti che quello fosse di cuore. Ma complimenti! Grazie, meno male che ce l'ho fatto. Evviva il mago! Evviva la nostra ospite! Bravo Mago Peppe! E allora noi adesso ci fermiamo solo per qualche istante, ma subito dopo torniamo a bordo della nostra meravigliosa astronave. Spazio alle aziende che ci hanno scelto e subito dopo sarà ancora Telecolorissimi!